Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno al professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia della Bocconi. Professore, buongiorno caro Fabrizio, ben trovato. Ben trovato al nostro appuntamento settimanale il venerdì mattina alle 10:30 con l'Auto da Fè dedicato ai temi economici, ma non solo, perché parlare di economia, come abbiamo detto più volte, come ci hai chiarito anche tu più volte, significa parlare in realtà della polis, cioè di politica, in senso ampio e completo. L'economia è il modo migliore per governare la casa, diciamo così, comune in questo caso, cioè appunto la polis. Detto questo, perdonami un po' di didascalia iniziale, oggi parliamo anche di invasioni barbariche, o meglio, c'erano una volta le invasioni barbariche, i cimbri, i teutoni, ci sono oggi invece le invasioni dei timbri e dei dazi, diciamo così. E mi rifaccio qui a un pezzo che abbiamo tra l'altro citato e il link lo si trova nel post che introduce la nostra discussione di oggi qui sulla pagina di Radio Libertà, la pagina Facebook, che è pubblicato sull'Opinione in homepage opinione.it. Una tua riflessione appunto che parte dal significato storico dei dazi, da una constatazione che oltre ai cimbri appunto, per fortuna non ci sono più, o per fortuna o per sfortuna, non lo so, oggi ci sono i timbri che invadono la nostra vita pubblica e le leggi, perché giustamente tu all'inizio dell'articolo, professore, ricordi che in Italia abbiamo più di 120.000 leggi. Francia e Germania riescono a cavarsela con 5-6.000 norme. Non parliamo dell'Unione Europea, perché qui il governo dell'Unione Europea è in mano a una burocrazia che moltiplica, no? Sono diventate leggendarie e anche un po' farsesche le osservazioni e le battute circa il calibro dei piselli, le norme, le contronorme, i regolamenti di tutto e di più, che servono però a poco e niente, no? Allora, ti lascio subito la parola perché partendo da questa constatazione, cioè dall'invasione dei timbri, tu fai una riflessione anche storica sulla questione dei dazi, che sono un altro degli aspetti per cercare di imbrigliare in qualche modo la realtà, no? E anche l'economia, con riferimento in particolare a Trump. Ti faccio subito un'osservazione, poi ti lascio la parola, perché secondo molti i dazi minacciati da Trump sono in realtà uno strumento negoziale. Trump è un negoziatore, questo ha fatto in tutta la sua vita di imprenditore, di businessman, no? Quindi più che porre dazi concretamente, minaccia di porli o comunque apre così un tavolo di trattativa. Chiudo questa parentesi e ti lascio subito la parola per capire cosa siano oggi i dazi, alla luce anche di un percorso storico. Tu nell'articolo ripercorri storicamente l'origine di questo strumento, che è uno strumento sostanzialmente protezionistico, no? Serve a tutelare il proprio paese, la propria manifattura. E tu ricordi anche l'epoca in cui ci fu l'autarchia in Italia, no? Tra il 25 e l'invasione dell'Etiopia e poi le successive sanzioni che l'Italia si beccò e dovette in qualche modo far fronte a queste sanzioni con una economia appunto autarchica, cioè daziaria al massimo grado. Professore, come la mettiamo oggi invece? È importante questa discussione perché in realtà molti giornalisti parlano dei dazi, ma in realtà non entrano nel merito, nella storia e nel fatto che questo, a mio parere, è un atto di debolezza di Trump, non un atto di forza. Perché nasconde una debolezza profonda del paese, quindi è cambiato il presidente, non è cambiato il paese e non lo puoi cambiare con 4 norme, insomma. Quindi il problema dei timbri, e questo hai fatto cenno tu alle norme, noi viviamo in un paese sostanzialmente governato da una cultura giuridica che trova le sue radici profonde nel sud del paese, perché la cultura del latifondo, come abbiamo detto più volte, ha sviluppato la cultura della rendita. La cultura della rendita è legata soprattutto alla cultura giuridica
e quindi la magistratura, ministri, piuttosto che giudici, piuttosto che avvocati, sono in gran parte di una cultura borbonica, no? Questa è un po' la realtà dei fatti. I dazi hanno, come hai detto, una caratteristica di protezionistica, e noi li abbiamo sperimentati durante il periodo fascista, quando Mussolini impose una autarchia usando soprattutto risorse alimentari, la famosa battaglia del grano, in cui Mussolini si distinse come interprete della battaglia, e il ricorso a prodotti interni. Fu famosa in quel periodo la lana prodotta in Sardegna, che era il famoso Orbace, no? Il famoso Orbace. E in quella situazione Mussolini fece una forma di protezionismo, ma perché l'Italia non aveva, era povera di materie prime, insomma, di petrolio, piuttosto che di tutte le altre materie, sostanzialmente, materie prime alimentari no. In particolare poi questa situazione si aggravò nel 35-36, quando ci fu l'invasione da parte di Benito Mussolini dell'Etiopia. Non si è mai capito perché abbia voluto occupare l'Etiopia, che non aveva nulla sostanzialmente, e depose il Negus, Haile Selassie dell'Etiopia, il quale era, Mussolini questo non lo sapeva, non gliel'avevano detto, era il 245esimo discendente in linea diretta di Salomone e della regina di Saba, come viene ripreso peraltro nella Bibbia, insomma, no? Quindi la Società delle Nazioni si accanì contro Mussolini per imporre tutta una serie di restrizioni che portarono a grandi difficoltà. Poi chiaramente la partecipazione indiretta alla guerra di Spagna e l'unione con la Germania hanno hanno dato la botta definitiva al commercio italiano. Ora, in realtà, alla fine della Seconda Guerra Mondiale è stato applicato il principio del libero scambio, e questo ha favorito una grande crescita economica in tutti i paesi dell'Occidente. Il libero scambio... Del resto sul libero scambio, sostanzialmente, fate le debite proporzioni, ma nasce anche un po' l'idea di Europa, no? Creiamo un mercato comune. Dopo è diventata burocrazia, iperstatualizzazione, eccetera, e diciamo regolamentazione eccessiva. Però era nato come un'idea di libertà economica. Il concetto è giusto l'osservazione, cioè l'Europa diventa il mercato comune, no? Quindi un mercato comune dove vengono aboliti i dazi, dove vengono abolite le restrizioni tra un paese e l'altro, sostanzialmente. Giusta osservazione. E la libertà di scambio in Europa favorisce l'integrazione dei paesi europei. Forse ci si è allargati un po' troppo da questo punto di vista. Tutto sommato, forse, professore, detto per inciso, se si fosse mantenuta questa natura dell'Unione Europea non avremmo i guasti di oggi, no? E anche le tensioni politiche. Esattamente così. Diciamo la posizione di Trump, no? Come abbiamo detto in altro incontro, rappresenta un modello culturale che noi abbiamo sperimentato nel passato, che è quello del superuomo di Nietzsche, Übermensch, no? E quindi l'idea del superuomo che può bloccare, e che fu alla base poi dello sviluppo del nazionalsocialismo nel 1933 di Adolf Hitler, insomma, no? Quindi Nietzsche, il superuomo, quindi questa idea sostanzialmente di superare i confini, di superare tutte le cose, al di là dei dazi abbiamo visto la politica nei confronti di Gaza, di Ucraina, insomma idee molto aggressive. Qualcuno potrebbe dire semplicemente un businessman come tale è abituato ad arrivare a un obiettivo, negoziando, imponendo, bluffando.
partendo da 100 per arrivare a 50, insomma, potrebbe anche essere così, no? Sì, questo è sicuramente, lui ha scritto anche un libro, l'arte della negoziazione. E che cosa succede però? Perché questi dazi sostanzialmente non hanno una reale... Ecco, e qua viene il lato, direi, veramente interessante della tua riflessione, no? Perché tu dici, ok, prendiamo sul serio, mettiamo i dazi, no? Qualcuno, come ti dicevo, dice semplicemente sono un modo per aprire delle negoziazioni ulteriori. Però prendiamo sul serio lo strumento dazi. Tu sottolinei nel tuo articolo su opinione.it che in realtà ci sono parecchi lati B di questa questione dei dazi, no? Cioè parecchi lati non propriamente o teoricamente o praticamente non proprio positivi nemmeno per chi li mette i dazi, in questo caso gli Stati Uniti, no? Sì, allora l'aspetto che Trump vuole riportare in equilibrio è la cosiddetta bilancia dei pagamenti, Sì. no? Che è il rapporto fra il valore delle esportazioni e il valore delle importazioni. Quindi un paese, fra virgolette, a posto dovrebbe avere le esportazioni superiori alle importazioni, insomma, no? Però dal 1976, e guarda caso a ridosso della chiusura del Gold Exchange Standard nel 71, nel 76 gli Stati Uniti, dal 76 ad oggi, gli Stati Uniti hanno un deficit estremamente importante nella bilancia dei pagamenti. Quindi riportare in pareggio la bilancia dei pagamenti quando tu hai un debito di 37 mila miliardi diventa estremamente importante. Ora, il problema qual è? Che questa operazione che Trump pensa di fatto è una falsa, un'operazione che non ha scampo, cioè non si può realizzare per questo motivo. Allora, il vero problema degli Stati Uniti per riportare le produzioni in casa, come dice lui, in realtà gli Stati Uniti hanno di fatto dal 1990 hanno proceduto a un processo di delocalizzazione totale della loro manifattura. E questo dove? Nei paesi dell'est, quindi la Birmania, la Corea, il Vietnam, il Cina, l'India, anche l'India in parte. Quindi che cosa è successo? Che nel giro di 35 anni gli Stati Uniti, convinti di poter cavalcare la finanza e con la finanza il mondo, hanno sostanzialmente delocalizzato tutte le loro attività produttive, al punto tale che oggi la manifattura nel PIL americano incide per il 10%. Ora, dire che bisogna riportarlo al 40% non è possibile perché non ci sono più le condizioni tecniche ed economiche. Questo per quale motivo? Perché avendo delocalizzato tutte le produzioni, quindi stiamo parlando di nell'estremo oriente di magliette, di racchette da tennis, di scarpette, di tutte queste cose, è chiaro che le industrie che hanno delocalizzato i beni nell'est asiatico poi se li devono riportare in patria per venderli, insomma, no? Per cui il 40% delle spese che gli Stati Uniti hanno sono le spese di riacquisto dei beni che hanno fatto fare all'estero, quindi non possono rinunciare a questi beni perché altrimenti rinuncerebbero alle vendite in patria sostanzialmente. Questa è la prima considerazione. L'altra considerazione, poi vediamo anche l'Europa, l'altra considerazione è che nei 35 anni che hanno visto il formarsi di queste imprese nell'Oriente, nell'estremo Oriente, in particolare i cinesi, hanno cominciato lentamente a capire i problemi produttivi e quindi hanno cominciato a capire le tecnologie, i brevetti. Ora, ricordiamo che la Cina è il paese col maggior numero di brevetti mondiali, mentre nel 90, quando cominciò la grande delocalizzazione in Cina, la Cina aveva un prodotto interno lordo pro capite che era inferiore a quello del Cile, no? Ora, che cosa succede? Che esistono degli equilibri nell'economia, per cui gli investimenti che vengono fatti devono essere recuperati
poi dai ricavi di vendita, per cui fai gli investimenti, produci e i costi che sostieni nella produzione, che sono derivati dal costo dell'investimento più il costo della manodopera, devono essere recuperati attraverso i ricavi. Ora, noi stiamo parlando di combinazioni produttive che sono state affinate nel corso di 35 anni. Si è cercato soprattutto da parte di questi paesi di ridurre i costi del lavoro, i costi di manodopera, i costi di produzione, e il grande sbocco commerciale ha consentito di realizzare volumi di ricavi in grado di coprire tutti i costi e quindi di arrivare a un equilibrio che tecnicamente si dice superare il punto di pareggio. Per arrivare a superare il punto di pareggio bisogna arrivare a coprire tutta una certa quota di costi fissi e di costi variabili. E questo, tu dici, professore, presuppone un arco temporale quale quello che è trascorso, lungo. Sì. Quindi diciamo questo strumento del dazio e del riportare in patria la manifattura necessita comunque di tempi lunghissimi. Non è che arrivi con la bacchetta magica e riporti arrivi con la bacchetta. Per fare un esempio. Ecco, però io ti volevo chiedere questo. Mentre tu parlavi e mentre dopo aver letto il tuo articolo, che invito tutti a leggere sull'opinione.it, mi veniva questa osservazione. Comunque, diciamo, non è una cosa positiva cercare di riportare in patria la produzione, perché molte persone perdono il lavoro delocalizzando, no? Si impoveriscono, il paese si impoverisce, la manifattura si impoverisce. Questo proposito in sé per sé mi sembra condivisibile. Quello che tu poni è un problema di efficacia e di tempi, no? Perché tu dici questo equilibrio che si è realizzato anche nelle zone dove tu hai delocalizzato, il pareggio, costi, ricavi, eccetera, di lungo termine, è un affare che non puoi rovesciare in un 4,48, no? Però un conto è dire non è rovesciabile in 4,48, un conto è dire il proposito è sbagliato. Il proposito può essere anche giusto, no? Certo. Come ci arrivi a questo? Perché in fondo riguarderebbe anche noi. Noi no, per fortuna abbiamo una manifattura un po' più ricca. Sì, il proposito è giusto, certamente è giusto. Anche per noi molte imprese hanno delocalizzato non solo le attività produttive, ma hanno delocalizzato anche le sedi dove pagano il fisco. E questo diventa poi un problema. Questo è un po' più furbesco come discorso, diciamo, è meno. Guarda caso, proprio adesso Delfin e Luxottica, che concorrono alla presa del Monte Paschi, hanno la residenza fiscale a Bruxelles. Cosa che i cittadini normali non possono permettersi, ma lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Allora, è chiaro che è importante questo, no? Però stiamo parlando di una struttura produttiva che tu hai messo in piedi all'estero, che coinvolge milioni di operai, milioni di posti di lavoro, e quindi hai creato una struttura produttiva che nel tempo si è progressivamente affinata. E quindi il problema di riportarla in patria, che è giusto, è un problema che pone. Allora, ragioniamo in termini di cifre. Allora, tu hai una manifattura che incide per il 10% del PIL, il resto sono servizi, assicurazioni, il resto è finanza, per intenderci, finanza e sanità. Ora, il problema qual è? Che per fare questa operazione è necessario uno sforzo temporale che costa molto, perché dal punto di vista, poi ragioniamo in termini di costi, se tu dovessi fare, e peraltro Trump ha minacciato i BRICS, no? L'India e la Cina, di aumentare i dazi al 100%. Ora, se facesse anche una roba di questo genere, che cosa succede? Succede che tutti i prodotti, e stiamo parlando di una quota di 40% di acquisti dall'estero, sostanzialmente degli Stati Uniti, in realtà aumenterebbero il prezzo di vendita negli Stati Uniti, e quindi aumentando il prezzo coi dazi, aumentando i prezzi dei beni reimportati, diventerebbero non accessibili ai consumatori americani, o in gran parte dei consumatori americani, perché non è detto poi che le produzioni che si sono affinate per qualità, per tutte queste caratteristiche, per costo, eccetera,
non è detto che l'americano medio trovi negli Stati Uniti un prodotto qualitativamente alternativo a quello che viene delocalizzato, quello che è stato delocalizzato, per cui tu aumenti i costi, però non è detto che tu nel paese, avendo cancellato la manifattura, tu riesca a trovare un prodotto simile del tuo gradimento da questo punto di vista. Non solo, ma il maggiore effetto di rialzo dei tassi avrebbe un effetto sull'inflazione, perché se aumenti del 100% i dazi ai paesi dei BRICS e tu hai un aumento dei tassi di inflazione contro cui la Fed sta lottando. Questa è la realtà dei fatti. Non solo, poi, tra l'altro, ma le imprese che ricomperano i loro prodotti delocalizzati a prezzi più alti abbattono i ricavi, abbattono il reddito e quindi abbattono le imposizioni fiscali, e quindi questo è un effetto devastante. Dal punto di vista complessivo, quindi io credo che la struttura che tu non puoi costruire una roba che per 35 anni hai fatto sviluppare da un'altra parte, insomma, e questi sono diventati eccellenti nel loro lavoro e tu non sei più in grado. Ma ci sarebbe una via, professore, per rivitalizzare la manifattura in loco? Parliamo di Stati Uniti, ma parliamo in generale, come principio generale per ogni paese che lo voglia fare, per rivitalizzare la manifattura in un mondo globalizzato, iperglobalizzato, e ridare impulso all'economia nazionale. Sì, questo comporterebbe un vantaggio, ma anche un grosso problema. Il vantaggio dell'Italia su questo punto di vista qual è? Il vantaggio dell'Italia è che il 92% degli occupati in Italia sono nelle piccole e medie aziende. Quindi queste operazioni di delocalizzazione vengono fatte soprattutto da grandi imprese, mentre la piccola impresa, tendenzialmente manifatturiera come abbiamo noi, è più difficile che ricorra a dei processi di delocalizzazione che hanno i loro costi, problemi di controllo della qualità, eccetera. Quindi è più facile in situazioni dove le grandi imprese, e noi per fortuna, si fa per dire, non abbiamo tantissime grandi imprese, cioè se il 92% degli occupati è nelle piccole e medie imprese, vuol dire che la spina dorsale del nostro paese è quella lì, insomma, l'artigianato, la confartigianato, eccetera. Quindi da questo punto di vista la struttura stessa sociale degli Stati Uniti comporterebbe un intervento dello Stato, cioè poter favorire lo sviluppo della manifattura attraverso forme di finanziamento pubblici. E qui entriamo nel problema che gli Stati Uniti hanno 37 mila miliardi di debito e noi ne abbiamo 3 mila, e quindi è chiaro che usare, oltretutto abbiamo una situazione del paese, fra virgolette, come abbiamo detto, in tempi non sospetti, in cui noi a settembre dovremmo andare a fare una manovra correttiva, perché le previsioni di crescita fatte dal Ministro della Finanza e date dalla sua ragioniere generale dello Stato sono smentite dal Fondo Monetario Internazionale, che dice non crescerai dell'1,2 ma crescerai dello 0,6, insomma. Quindi è chiaro che le previsioni di ricavi e di entrate che sono state fatte dal Ministero sono immediatamente cancellate, e questo vuol dire che ci troveremo ad avere delle spese maggiori di quelle programmate e ricavi minori di quelli programmati. Per quanto riguarda l'Europa, i dazi, allora, fa una negoziazione, d'accordo, ma tu puoi fare una negoziazione in cambio di qualcosa. Allora, innanzitutto il problema è che noi siamo in una posizione, e questo è grave, di sudditanza nei confronti degli Stati Uniti, e quindi il fatto di dire io ti faccio dei dazi a te Europa sostanzialmente è un'azione ostile, è un atto di guerra, cioè nel momento in cui tu vai a porre dei dazi nei confronti di qualcuno è un atto di guerra. Tu vai a fare i dazi ai cinesi, non è che i cinesi ti sono amici, vai a fare il dazio ai cinesi perché ti sono nemici. Allora, o tu consideri l'Europa alla stessa stregua dei cinesi, allora non siamo più alleati. Insomma, allora non si vede più per quale motivo noi dovremmo essere alleati, che già per il fatto che, avendoci portato a fare una guerra che si poteva essere evitata in Ucraina, no? E avendoci costretto a fare delle sanzioni
al petrolio e al gas russo per metterci nelle condizioni di comprare a un prezzo doppio il gas liquido americano, beh, evidentemente questa è un'azione ostile, se vogliamo dire, perché alla fine privilegia gli Stati Uniti e penalizza l'Europa. Qual è il problema che si pone Trump? Trump dice: allora tu Europa devi aumentare sino al 5% del PIL le spese per la difesa e devi aumentare l'acquisto di gas liquido da noi. Allora, se a questo punto io dicessi: ora tu mi fai i dazi sulle mie attività, io credo che non siano di grandissima efficacia, perché molte aziende produttive alimentari producono là, e tu non puoi rinunciare a certi prodotti tipici del nostro paese, insomma, non ci sono delle alternative. Se vuoi del parmigiano reggiano devi comprare il parmigiano reggiano, non esiste il Nevada parmigiano, insomma, o l'Ohio parmigiano, e quindi questo diventa complicato. Ma il fatto di porre dei dazi, noi potremmo dire: bene, allora noi siamo in una situazione in cui abbiamo un alleato ostile che ci dichiara la guerra perché vuol metterci dei dazi sui nostri prodotti. Bene, se fossimo uniti non potremmo dire: bene, allora se tu ci fai un atto di guerra, noi rivediamo, visto che si sta in un qualche modo anche chiudendo, le sanzioni nei confronti di Putin, e quindi noi rivediamo le sanzioni, soprattutto per quanto riguarda il prezzo che siamo costretti a non pagare del petrolio e del gas liquido, e rinunciamo a una parte anche significativa del gas liquido comprato da te Stati Uniti. Gli effetti quali sono? Che gli Stati Uniti si troverebbero una bilancia di pagamenti ancora peggiorata. Quindi in realtà nel breve tempo questi dazi che cosa fanno? Non consentono al paese americano di aumentare le esportazioni, no? Ma aumenta il rischio delle importazioni, perché alla fine se l'Europa dicesse: bene, io il gas liquido americano non sono obbligato a comprarlo, le compro da un'altra parte, mi metto d'accordo per comprarlo da un'altra parte, per cui io riduco i prezzi dei servizi pubblici, dell'elettricità, del gas, della luce, della benzina, e questo sarebbe un vantaggio notevole per il nostro paese. E di fronte a questo aggravio tu mi poni dei dazi, allora io ti dico: il tuo gas liquido cercherò di trovare un'altra forma, e voglio vedere se tu a un certo punto sei disposto a rinunciare alle esportazioni del gas liquido, perché le importazioni più di tanto non le puoi ridurre, questa è la realtà, non puoi ridurre le importazioni, perché avendo delocalizzato tutto, tu sei costretto a ricomperare da dove hai delocalizzato i prodotti, per cui il tuo problema è puntare sulle esportazioni. Ma se metti dazi, le esportazioni diventano un problema. Siccome ci avviamo alla chiusura, io volevo sottolineare proprio questo, che l'articolo da cui abbiamo preso spunto oggi, pubblicato su opinione.it e anche su Sussidiario. E anche sul sussidiario, sul sito del sussidiario.net, i dazi e le invasioni barbariche, ha proprio questa, diciamo, utilità, secondo me, da lettore, che ti fa riflettere sul lato B di questa politica, diciamo così, daziaria, in un mondo comunque di fatto globalizzato, no? Per cui, in estrema sintesi, come tu dicevi, c'è un problema di fattibilità reale, di realismo di questa opzione, il rischio di una lotta commerciale che non necessariamente vede vincente chi mette i dazi. C'è il dato di fatto che tu comunque le materie che produci e i beni che produci delocalizzati li devi comunque reimportare a prezzi più alti a quel punto, e questo impoverisce le fasce deboli del tuo paese, perché dovranno ricomprarsi le stesse cose a un prezzo maggiore. Le imprese faranno meno profitto e quindi genereranno meno introiti fiscali per lo stesso Stato che ha imposto i dazi. Questi sono tutti i rischi, diciamo, potenziali e pratici della politica dei dazi, sostanzialmente, no? Certo. Che non è detto che sia una politica di successo. E poi c'è tutto il lato di conflittualità politica in senso lato che tu hai appena illustrato. Quindi è giusto rifletterci su queste cose. Fermo restando che torniamo al punto di partenza, e qui chiudiamo, professore, la nostra conversazione oggi.
l'esigenza, diciamo, di rafforzare la manifattura e la produzione nazionale anche in un mondo globalizzato c'è tutta, perché questo è un po' il male di tutte le società occidentali, no? Certo. Allora, noi Italia, come tu hai spiegato prima, ci salviamo ancora, e sempre con più difficoltà, ma ci salviamo. Stati Uniti, Germania e Francia magari questo problema ce l'hanno anche loro, e tutti i paesi Certo, occidentali, certo. quindi non è detto che in un mondo globalizzato tu devi per forza affossare la tua manifattura, anzi, la sfida di oggi è rinforzarla mantenendo delle relazioni L'economia armoniche reale, cioè con il resto del mondo. aumentare Certo, l'economia reale. certo, certo. No, Professore, l'altra cosa che volevo dire che mi ha Sì. colpito sul livello di conflittualità che esiste negli Stati Uniti è che c'è il boom di incarcerazioni negli Stati Uniti. C'è un boom di incarcerazioni e ricordo che le prigioni americane sono di diritto privato, quindi sono società quotate in borsa e quindi sono un'operazione di business importante, perché più aumentano i detenuti, più le imprese carcerarie guadagnano, e gran parte di queste imprese, ripeto, quasi tutte sono quotate in borsa, quindi fa specie che in questa situazione ci sia un boom di incarcerazioni negli Stati Uniti, che con riguardo ai paesi in cui le incarcerazioni sono misurabili, e quindi paesi occidentali sostanzialmente, il 24% dei detenuti al mondo nelle carceri misurabili sono negli Stati Uniti. Quindi abbiamo una popolazione carceraria che, fra virgolette, più sta in galera, più fa guadagnare il privato. Però fammi dire, essendo un paese federale, è da Stato a Stato questa politica. Sì. Non tutti gli Stati, diciamo, hanno carceri private. No. Washington, per esempio, l'ha abolite 4 anni fa. Però questo è un altro discorso. Io ti ringrazio, professore. Siamo già alle 11:01, dobbiamo salutarci. No. Grazie al professor Fabrizio Pezzani e a tutti coloro che ci hanno Grazie seguito. A voi, buona mattina. Buon fine settimana. Arrivederci. Ciao. Avete ascoltato Auto da Fè.